pubblico di Valdobbiadene, iniziate a farvi sentire, siete pronti? Sì! 800 metri alla conclusione per quello che è indubbiamente il protagonista indiscusso di questa edizione fino ad oggi del Giro d'Italia. Lui arriva dal Portogallo, è uno dei corridori più giovani in gara, uno dei più giovani del gruppo, sta per affrontare le ultime curve. Ancora 1 minuto e mezzo per mantenere la maglia rosa, ma sono veramente pochi secondi che lo dividono dalla conclusione di questa tappa. Gli applausi che stanno accompagnando il portacolore della Bionic Quick-Step verso il traguardo. Una giornata incredibile, una giornata che vede questo le fasi conclusive della prova di questo corridore che veste la maglia di campione nazionale spagnolo. Lo scorso anno ha vinto 2 tappe al Giro. Pello Bilbao chiude la propria prova. È ora il momento della cerimonia di premiazione della 14ª tappa del Giro d'Italia. Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore Wine Stage, Tissot Individual Time Trial di 34 km e 100 metri.
presenziano alla cerimonia di premiazione Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, Innocente Nardi, presidente del Consorzio Prosecco Superiore, Matteo Zanetti, presidente della Segafredo Zanetti Coffee System, Stefano Carrara, brand manager Italia Tissot. Siamo alla premiazione del vincitore di tappa. Si aggiudica la 14ª tappa del Giro d'Italia, un corridore italiano che difende i colori della Ineos Grenadier, il campione del mondo Filippo Ganna! Dopo Palermo. E siamo ora al momento della premiazione dell'Official Timekeeping. Si aggiudica l'Official Timekeeping il portacolori della Ineos Grenadier Filippo Ganna! Prova contro il tempo, la sua specialità è il record del mondo anche nell'insegnamento individuale su pista. Filippo Ganna! Italia, un corridore che arriva dal Portogallo e difende i colori della De Koenig Quickstep, Joao Almeida! Ed è ancora lui al comando della classifica, Joao Almeida! Spinge di rosa. Successi di tappa per il campione nazionale francese, indubbiamente uno degli uomini più veloci del mondo, Arnaud Démare. Guerreiro! Rubén Guerreiro, il dominatore della tappa di Roccaraso, guida ancora la classifica degli scalatori. Maglia azzurra. Il miglior giovane in classifica generale arriva dal Portogallo, difende i colori di De Koenig Quickstep, Joao Almeida. Oltre alla maglia rosa veste anche la maglia di miglior giovane, questo corridore portoghese che da poco ha compiuto 22 anni, Joao Almeida.